Buonasera. Voi rappresentate quale gruppo? 3D. 3D. 3D di? San Gavino, bene. Allora, il vostro carro viene preceduto da un carro musicale? Chiaro, sì. Quindi poi ci sarà il carro effettivo. Allora, il tema del vostro carro? Millennium. E i barbari del futuro dovrebbero essere. Barbari del futuro. I barbari del futuro, benissimo. Quanto tempo ci avete messo, visto che vedo che è ancora un po' lontanuccio, quindi ne approfittiamo. Quanto ci vuole per realizzare un carro del genere? Un bel carro, 3 mesi e mezzo, tutti. Gli ultimi giorni? Gli ultimi giorni di più, 24 ore su 24. 24 ore su 24, quindi Millennium. In bocca al lupo anche a voi, via, grazie a voi. Allora adesso ci sarà prima il carro musicale, quindi lo diciamo la giuria, sarà preceduto, Millennium sarà preceduto dal carro musicale e poi ci sarà il carro vero e proprio. E allora ecco che arriva prima il carro, diciamo musicale, no? Che introduce il carro vero e proprio. Vi ricordo, questo è Millennium 3D, eccoli là, è l'apoteosi dei barbari del 2000, del nuovo millennio, no? Eccoli che arriva, vedete, questo è un vero e proprio castello, con sopra, vedete, tutti, bellissimo! Bellissimo se non state lì con la bocca aperta. Una festa di coriandoli straordinaria. È veramente bello anche questo. Questo pensate che è solo la presentazione. Quando arriva poi guardate quanti barbari ci sono dietro. Vichinghi come i Longobardi. E vai! Vai, vai! Eccoli qua, sono veramente tantissimi, credo che siano molti. Eccoli, ci stanno sfilando davanti in questo istante, sono una marea! Eccoli! E vai! Fiesta! Saltellare! Che musica straordinaria! Una musica, questa è una tarantella bellissima. Eccoli i vichinghi che arrivano, sono veramente tantissimi. È proprio un'ondata. Ormai è veramente difficile camminare anche per le strade di San Gavino. Noi ormai siamo sepolti dalla folla, una folla festante, una folla allegra, bellissimo. Sono interminabili questi barbari che arrivano, guardate quanti! Ne arriva uno dietro l'altro, centinaia e centinaia. Ciao cara. Ciao cara. Ecco, vedete quanti? E noi riusciamo a stento a intravedere da lontano il carro
che come titolo ha Millennium. Funiculi, funicula. Guardate, guardate quanti sono, è incredibile, sono veramente tantissimi. E questi sono tanti, Ci dicono più di 500, pensate. Ah, mi dicono, ecco, mi danno la conferma adesso, soltanto di danzatori e danzatrici ce ne sono, pensate voi, più di 1000, incredibile. E lentamente si avvicina il carro, anche questa è un'opera veramente grande e poi tra l'altro vedete imponente anche questo carro. Io credo che veramente stasera, dopo che manderemo in onda queste immagini all'estero, abbiamo poco da invidiare a Viareggio e agli altri posti, perché guardate che sono veramente straordinari. Intanto continuano a sfilare i 1000 e passa barbari, che ce ne sono una marea. Anche Sardegna 1 oggi è presente, ve lo ricordo, questa manifestazione verrà trasmessa per intero su Sardegna 1, quindi sarà una grande festa poter rivedere queste immagini straordinarie e bellissime. Ed eccolo che arriva finalmente, Millennium, eccolo qui. Sta per sfilare davanti alla giuria, compito difficilissimo, stabilire quale carro vincerà questa edizione. Vi ricordo che questa è la 16ª edizione del Carnevale Sangavinese, che appunto si attua in collaborazione con il comitato organizzatore su Babballotti. Per la prima volta insieme danno vita a questa 16ª edizione. Si ringrazia l'amministrazione comunale che è stata così sensibile da rendersi partecipe a questa manifestazione. Pensate che sono state fatte più di 10.000 zeppole, ciao caro, più di 5.000 persone coinvolte fra carri e organizzazione. E poi sono stati distribuiti oltre alle zeppole, ai fritti, vino locale offerti dal carro Isparafrittus. Qua mi arriva una marea. Noi continuiamo imperterriti nonostante arriva una valanga di coriandoli, però è festa, voglio dire. Buttate! La signora dice buttate, buttate. Ah, la signora sta dicendo buttate, buttate, perché li sta raccogliendo per farsi poi la festa di carnevale a casa sua. Quindi buttate. Eccolo qui che sfila, ci siamo fatti un bel bagno di coriandoli noi, non so voi dall'altra parte, ma noi sicuramente sì, e bisogna dire che questo è anche
un ottimo lavoro. Come io sono imparziale, lo sapete, non posso esprimere chiaramente il mio giudizio resta uguale per tutti i carri, ed anche in questo caso posso dire sicuramente un carro dove ci hanno lavorato veramente parecchio. E un applauso lo meritano anche loro, bravi, bravissimi. E voi un po' di coriandoli. Ecco qua, adesso piano piano anche questo carro riuscirà a passare. Lentamente si avvicinano, credo che forse, non vorrei dire, ma credo che sia l'ultimo questo, mi dicono di sì, e quindi lentamente noi saliamo su nel palco della giuria, andiamo, Adesso saliamo sul palco, stiamo lavorando in condizioni estreme ma ce la facciamo, è difficilissimo però voglio dire ce la facciamo sicuramente a ritornare sul palco. Dobbiamo stare attenti ai cavi. Ecco che stiamo cercando di superare. Ciao cara. Ecco che cerchiamo di arrivare sul palco adesso. Ciao cara. Ecco qua. Ecco, adesso stiamo arrivando sul palco, stiamo andando dalla giuria, credo che questo sia l'ultimo, ma è giusto, ciao caro, è giusto far vedere dall'alto soprattutto la marea di folla festante che c'è stasera. Ecco, stiamo raggiungendo la giuria in questo momento, ciao carissimi, eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Io a questo punto vado, vieni, vado verso... Passa Ugo, passo pure io, eccoci qua, attenzione, non accappottiamoci sul palco perché sarebbe il colmo, scusami caro, scusami. Eccoci qua, oh, siamo arrivati adesso, siamo su, e guardate che meraviglia, fatevi sentire, eccoli qua, gira Ugo, guardate, gira, guarda lì, eccoli là, straordinaria San Gavino, io credo che questa manifestazione sia veramente strepitosa, senza voler contare, guardate in fondo la folla incredibile che c'è stata questa sera, non perdetevi chiaramente la messa in onda di questo grande carnevale, fate un applauso a San Gavino perché se lo merita, straordinaria, e poi chiaramente un applauso va anche al comitato su Baballotti, un applauso, vai! Straordinari alla giuria che dovrà lavorare tantissimo perché effettivamente questa sera i carri erano veramente molto belli. Tutti molto belli. Quindi sarà molto difficile anche per voi decidere poi il carro migliore. Non credo. Bene, allora in bocca al lupo chiaramente, poi avete sicuramente un metro di valutazione tutto vostro, però bisogna dire che bisogna fare i complimenti a tutti perché stasera hanno sfilato dei carri veramente incredibili. Bene, allora io devo ringraziare, Presidente venga, allora io sarò presente, ciao caro, sarò presente anche per la premiazione, intanto se Ugo, vieni qua. Ecco qua che mi danno una telecamera. Allora, ringraziamo Silvia, grazie. Presidente, lei minimo gli deve offrire una settimana di cena a questa ragazza, perché è stata straordinaria, è stata una valida collaboratrice. Davvero? È stata bravissima, grazie cara. Grazie di essere stata con noi. Ciao, grazie. Allora, Presidente, a lei il microfono in questo momento. Cosa vuole dire? Presidente! Non mi sente il Presidente perché c'ha un coriandolo nell'orecchio, se lo tolga, ecco adesso mi sente, no se l'è messo più dentro il coriandolo in questa maniera. Allora, attenzione Presidente, a lei adesso davanti a tutta questa bellissima gente, ringraziare suppongo tutta la popolazione, prego. Certo, ringrazio tutte le persone che ci hanno accompagnato in questa manifestazione, mi auguro che si siano divertiti tutti quanti. Cosa dovrei dire ancora? Non si emoziona, cosa fa?
è stanco ed emozionato. Un applauso al Presidente e a tutto il Comitato che ringrazia tutti, all'amministrazione comunale che è stata strepitosa, a Sardegna 1 che è stata presente stasera. Cosa resta da dire? In bocca al lupo a tutti, da Gennaro Longobardi, da Sardegna 1 è tutto e da San Gavino è tutto.